Ciao, allora oggi volevo parlarvi di questo kit che dovrebbe essere in edizione limitata per Natale, che è un kit di rossetti di Anastasia Beverly Hills. Questo kit si chiama Lip Set ed si vende sia in negozio che sul sito di Sephora. Allora, questo kit ha un costo di 49 €. Diciamo che come prezzo è anche conveniente, perché adesso non mi ricordo il prezzo preciso di un rossetto liquido di Anastasia Beverly Hills. Comunque qui da qualche parte ve lo scrivo, che dovrebbe essere sui 20 € e qualcosa, insomma ve lo scrivo per sicurezza. E questo kit, visto che costa 49,90 €, mettiamo 50 €, sarebbe come acquistare un rossetto per 10 €, per cui un po' di convenienza c'è. E questi rossetti liquidi di Anastasia Beverly Hills, io avevo già preso di questo tipo quando era appena uscito il marchio su Sephora, e incuriosita di provare prodotti di questo marchio avevo preso anche i rossetti liquidi. Però anch'io mi ero unita al team di quelle che dicevano che seccano tantissimo le labbra. Io ne ho due e non so se sia una vecchia formula o cosa, comunque della formula di appena che erano usciti questi rossetti, e non riesco a portarli perché veramente mi massacrano le labbra. Questi qui invece riesco a portarli tranquillamente. In questo kit c'è 1, 2, 3 rossetti opachi, un rossetto metallizzato e un gloss. Questi sarebbero gli swatch di quello che trovate nel kit. Poi alla fine del video vi metto delle foto di ognuno, di come che mi stanno sulle labbra. Allora, questi qui sono i 3 opachi, questo è il metallizzato e questo è il gloss. Io nella settimana scorsa li ho provati tutti e 5, infatti voi avrete già visto venerdì che ho pubblicato un vlog in cui ve ne parlo giorno per giorno perché li provavo. Diciamo che allora, intanto il mio preferito è questo, che è anche quello che indosso in questo momento, sia come colorazioni che come texture per me è il migliore. Poi il peggiore è questo qui ha tentato di seccarmi le labbra di più rispetto agli altri. Gli altri li trovo tutti confortevoli, a parte questo qui, che sia la colorazione che ha dentro una parte di qualcosa che mi secca di più le labbra. Su di me questo è stato il peggiore come texture. Gli altri mi sono trovata bene. Poi le colorazioni possono piacere o non piacere. Io vi devo dire che il mio preferito è questo, anche come colorazione su di me me lo vedo meglio degli altri. Questo è un classico gloss, per cui ha la durata dei gloss. Gli altri durano di più, anche il metallizzato ha una bella durata e anche sì, potrebbe anche piacervi. Il fatto è che non sono molto abituata a vedermi con queste colorazioni così chiare, specialmente in autunno-inverno. Comunque è una bella formula e sono belli da portare. E ecco quello che volevo dirvi. Poi non so che altro aggiungere. Vi devo dire che sono stati una vera scoperta, perché ci avevo perso un po' la fiducia in questi rossetti liquidi per il fatto che mi seccavano le labbra. Poi ho deciso, come ho visto questo kit, ho detto lo prendo, non lo prendo. Poi ho deciso di prenderlo, spinta anche dalla curiosità delle texture. E è un buon kit, nel senso che si possono provare varie texture. Non è che tu prenda questo e dici beh forse metallizzato, beh forse gloss. In questo kit si può prendere
tutto e rendersi conto se la texture piace oppure no. Comunque resta il fatto che io in questi opachi trovo differenza da colorazione a colorazione sul fatto di seccarmi o meno le labbra, però sono rimasta soddisfatta perché mi sono tolta quel peso che veramente ne parlavo male perché non riuscivo a portarli, mentre questi sono riuscita a rimettermelo addosso tranquillamente e riesco a godermi anche questi rossetti liquidi di Anastasia Beverly Hills. Vi faccio vedere lo scovolino con me, aprendo la confezione, se adesso riesco a tirarla fuori, forse di qua di là ci provo ad aprirla perché c'è questa cartina così, poi sono fermati qui così. Allora ve ne faccio vedere uno e vi faccio vedere lo scovolino che è fatto così. Questo è come è fatto lo scovolino di questi rossetti liquidi. Questo è quello degli opachi, quello del metallizzato è la stessa cosa, e il gloss vi faccio vedere anche quello, che è sempre fatto così a spugnetta così. E a proposito di questo gloss, bisogna un po' stare attenti sulla quantità da metterne, nel senso che io l'avevo messo un po' abbondante e nel giro di mezz'ora all'interno mi aveva già fatto quella patina che di solito fanno i rossetti, che non è molto bello da vedere, mentre restando più leggera ha evitato di fare, un po' ha tentato di fare, però facendo questo movimento sono riuscita a eliminare il discorso di questa patina, perché questo gloss rimane più morbido di questo rossetto opaco. E per quanto riguarda questo rossetto, mentre quello che vi ho detto che non mi piace neanche, che mi ha veramente, quel che è stato il più deludente, che sarebbe questo, un altro discorso è anche sul fatto che ho dovuto stratificarlo di più. Non era su di me, quando l'ho messo ho fatto 2 strati per omogenizzare il discorso e ho visto, sì, oltre al fatto di seccarmi di più le labbra, lo vedo meno pieno di colore, diciamo. Mettere una sola passata non mi piaceva, ci ho fatto 2 passate giusto per omogenizzare di più il discorso, ma è stato un fatto mio che non mi piaceva. Comunque ecco un altro difetto di questi. Adesso volevo dirvi quanta quantità ce n'è per ognuno, però adesso qui non riesco a leggere perché qui dietro forse c'è scritto qui sotto quanti ml sono, ma sinceramente non ci vedo qui sotto, è scritto talmente in piccolo che è letteralmente impossibile. Comunque sono una bella taglia grande, vedete la differenza dalla mia mano, per cui sono in full size, non sono in mini taglia. Ok, io adesso vi lascio alle foto sulle mie labbra di come mi stanno questi rossetti. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!